Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo Eccellenze Dolomitiche. In questa puntata parleremo di una festa nazionale molto importante. 1 maggio, festa dei lavoratori e del lavoro. Tanti emigranti bellunesi hanno svolto diversi lavori all'estero, condividendo antichi mestieri e saperi. Queste eccellenze dolomitiche diventano un marchio di qualità in tutto il mondo, come i gelatieri bellunesi, i lavoratori nelle miniere, costruttori e tanti altri. Il 1 maggio si ricorda anche a un lavoratore molto caro a tanti italiani, San Giuseppe. La Chiesa vuole onorare questo importante lavoratore, per la fede cattolica, in una ricorrenza molto sentita. Come tanti dei nostri ascoltatori su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, già lo sanno, il 1 maggio è una festa internazionale molto famosa che da più di un secolo ci ricorda l'importanza del lavoro e i lavoratori. La storia di questa festa nasce negli Stati Uniti il 1 maggio del 1886. A Chicago si sono riuniti un gruppo di operai confermando uno sciopero che voleva rivendicare migliori e più umane condizioni di lavoro. Per 3 giorni ci sarà una vera e propria battaglia tra la polizia di Chicago e i lavoratori. Con tanti spari di pistola e perfino un ordigno, lo sciopero si trasformò in un evento che indignò agli operai di tutto il mondo. Circa 11 persone persero la vita nel chiamato massacro di Haymarket. Le autorità condannarono a morte alcuni operai per la massacre. La notizia della sentenza a morte di questi operai, noti come i martiri di Chicago, si fa subito eco in tutto il mondo. Questo famoso sciopero divenne un simbolo della rivendicazione di migliaia di lavoratori che a fine 1800 lottavano per conquistare i diritti e condizioni di lavoro migliori. Nel 1889, 3 anni dopo la massacre, divenne ufficiale in Europa la festa del 1 maggio e poi, nel 1947, in Italia si stabilisce la data del 1 maggio come una festa nazionale ufficiale col nome di Festa del Lavoro e dei Lavoratori. Dunque, il 1 maggio è anche giorno di festa nazionale in molti paesi del mondo. Da quel momento in poi, gli operai di Chicago hanno segnato la storia ed è sempre un'ottima occasione per ricordare il loro sacrificio e continuare a lavorare per migliori condizioni di lavoro per tutti i settori della società. Ma il 1 maggio viene ricordato un lavoratore molto significativo della storia e principalmente della fede cattolica. Il 1 giorno di maggio si ricorda anche San Giuseppe Artigiano, il padre adottivo del bambino Gesù. Viene anche festeggiato il 19 marzo come protettore dei papà. Nel 1955, giustamente un 1 maggio, è stato il sommo pontefice Pio XII che decide attribuirgli il titolo di protettore degli artigiani e operai, proprio nel giorno della festa dei lavoratori. San Giuseppe era di professione carpentiere e accompagnò sempre la vita di Gesù. Nella figura di Giuseppe c'è stato sempre evidenziato un senso di dignità del lavoro, riconosciuto da sempre con molta gratitudine dalla Chiesa cattolica. Ad esempio, Gesù, nel Vangelo, viene chiamato il figlio del carpentiere e per la Chiesa è molto significativo poter ricordare il santo in questo giorno. Nella nostra epoca, la Chiesa ha messo questo in rilievo con la memoria liturgica di San Giuseppe Artigiano, fissata il 1 maggio. San Giuseppe svolgeva il suo lavoro manuale con molta umiltà. Il Vangelo dà accento speciale al lavoro artigianale, ricordando che non occorrono grandi opere per essere buoni e bravi, ma possedere virtù comuni, umane e semplici. Onorare anche San Giuseppe lavoratore nella stessa data della Festa Internazionale del Lavoro ci invita a riscoprire la vera dignità del lavoro, di ogni lavoro, come tutti quelli che per tanti anni hanno fatto gli immigranti fuori la loro terra. Negli ultimi secoli milioni di persone si sono visti costretti a cercare fortuna in altri paesi del mondo. Il lavoro è un argomento di fondamentale importanza, rappresentando il motore di quasi tutte le ondate migratorie. La ricerca di nuovi orizzonti e nuove opportunità di una vita migliore hanno sempre spinto agli uomini a spostarsi, pure nelle latitudini più lontane.
Una volta nelle nuove destinazioni, tanti migranti dovevano cercare un lavoro e certamente quelli italiani non hanno mai rifiutato qualsiasi lavoro. L'emigrante provava una grande gratitudine verso la terra che li accoglieva e lo dimostrava lavorando duramente. Prima di salutarvi, vogliamo inviare i nostri migliori auguri di una buona festa internazionale dei lavoratori a tutti. E un nostro pensiero speciale va rivolto a chi lo ha perso e a tutti quelli che hanno dovuto reinventarsi lavorando in un modo mai pensato per poter andare avanti in questi tempi così difficili. Chiediamo a San Giuseppe che per sua intercessione possa arrivare alla fine della pandemia e che tutto possa ritornare al più presto alla normalità. Dal team di Ernestina, dalla fine del mondo, vogliamo farvi sentire una molto sentita canzone della musica italo-argentina. Una delle tante canzoni che parlano del lavoro e del sacrificio degli immigranti che hanno contribuito a far grande il paese di accoglienza. Scritta e interpretata dal cantautore Cacho Castagna, figlio di immigranti italiani a Buenos Aires, che con questo brano riesce a battere record di ascolti e vendite. La canzone si chiama Mi viejo el italiano, mio vecchio l'italiano. In un testo molto toccante sentiamo come il cantautore Cacho Castagna, nome artistico di Umberto Vincenzo Castagna, con molta poesia ci racconta come suo padre lavorava tanto. Nella canzone racconta la storia di suo padre, italiano, che con tante illusioni negli anni '20 era arrivato da un porto lontano con il passaporto in mano e un pezzo di carta dove c'era scritto male l'indirizzo di un paesano. Lo stupiva il mistero che aveva nelle sue mani, che quando toccava la terra fiorivano le verdi campagne e che con il sudore della sua fronte l'arricchiva. Lo chiama gladiatore di sangue ardente, a suo padre, che era italiano, e che lavorando tanto in questa terra, dove trovò pace e lavoro, riuscì a portare con sé a suo papà e finalmente, con molto orgoglio, formò un hogar bien de tanos. Formò una famiglia ben italiana. Vi lascio all'ascolto di questo sentito brano che si intitola Mi viejo el italiano. Io intanto vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Alla prossima puntata e, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.